Ciao ragazzi, ben ritrovati nella mia cucina. Io sono Chef Damiano e questo è il Cucinerolo. Voglio ringraziarvi perché siete stati veramente tantissimi a mettere like sulla nostra pagina, ma ringrazio soprattutto gli abitanti del comune di Bugliano, un paese in provincia di Pisa, che ci seguono con particolare affetto sul nostro profilo Twitter. Ora la sigla e poi la ricetta. Oggi in tavola portiamo un piatto molto primaverile, un piatto che conoscono sicuramente tutti gli scapoli d'Italia e del mondo. Un piatto che si chiama tonno e cipolla, alla piccarolese però. Ingredienti: una cipolla, un cipollotto, sale, pepe, olio e una scatoletta di tonno all'olio di oliva. Bene, ora affettiamo la cipolla e il cipollotto molto finemente. Ragazzi, volevo dirvi di stare molto attenti, noi siamo il Cucinerolo. So che in giro ci sono dei programmi molto simili come nome, ma i loro chef tra l'altro non sanno nemmeno spadellare i bigoli al torchio. Un piccolo trucco da chef è quello di usare la mano come se fosse un piccolo lombrico che cammina, così col coltello vi potete appoggiare e tagliare la cipolla senza farvi del male. Ok ragazzi, la cipolla e il cipollotto sono stati tagliati. Ora dobbiamo aprire la scatoletta di tonno per unirla al nostro composto. Ragazzi, ora prendiamo la scatoletta di tonno e la incorporiamo alla cipolla. La apriamo e... Anche questa è rotta, era l'ultima, porca miseria, adesso come facciamo? rotta anche questa. Porca miseria, non è mica coprito.